sta ascoltando. Pronto? Sì, buongiorno, ciao, chi è? Giuseppe? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, adesso sì, ti sentivo male, Giuseppe. Chi Buongiorno a è? te. Ciao, sono Franco, ho avuto il tuo numero da un amico comune e volevo sapere se era possibile questa sera, capisci a me, una stanzetta con sorpresa. In che senso? Con sorpresa. E vabbè, siamo uomini, dai. No, ho capito. Franco, ma per quando, scusami? Questa sera. Franco, siamo tutti pieni. Siamo Ah, tutti pieni perché è un po' un lo so, periodo meno male, 100 anni per 100 meno anni. male, esattamente, in Dobbiamo cui stanno arrivando, lavorare. esattamente, in cui stanno arrivando gli stranieri Lo so. e quindi sotto questo punto di vista siamo abbastanza Ma contenti. il mio piacere è questo perché le persone simpatiche ed oneste come te debbono lavorare. Tra le altre cose, Grazie, anche Franco. la mia attività si è riaperta tra poco. Io sono un professionista, io guido gli elicotteri privati. Ah, Anzi, bello, bellissimo. se ti dovesse servire, insomma, poi magari io ti mando un WhatsApp con il mio numero perché ora sono in ufficio, per questo sono anonimo e te ne chiedo perdono. Non mi piace chiamare con anonimo. Non ti preoccupare, figurati, sono anche in ufficio Non so e se hai non ti visto preoccupare. qualche mio video su YouTube. Noi siamo Fake Taxi Copter. No, non l'ho mai visto, lo sai? Abbiamo fatto dei video, capisci, un po' particolari dove queste ragazze Sì, in elicottero al volo lo prendono sì. al volo, diciamo. Ah. Bello però. È un'attività Senti, Franco, particolare, sì. mi farà piacere se mi vieni a trovare altre volte, insomma, Sì, farà quindi... piacere anche a me, verrò. Tra le altre cose io Mm, mi permetterò, perché vedo che sei un po' di fretta, non voglio certo rubarti troppo tempo, sì, volevo sì, dirti che insomma ti posso mandare anche il PDF, il dépliant digitale della nostra attività, dove in sì, forma privata ovviamente noi fittiamo questi elicotteri, capisci, per clienti un po' più esigenti, dove ovviamente insomma assolutamente. gli facciamo fare questa esperienza di, come dire, penetrazione volante. Va benissimo. Franco, mandamelo su WhatsApp, sul mio numero di Si WhatsApp. sente che sei un bel zozzone come me, uno Sempre, sporcone. sempre. Bisogna esserlo nella Bravo, perché a vita. noi piace moltissimo quella cosina lì, diciamoci la verità. È vero? Assolutamente. È vita Ah, tutto questo. Peppino, si vive per quella cosa, come si dice? Si lavora e Dai, si dai. fatica per il pane e per Esattamente. l'amica, ecco, diciamoci così. Franco, ti saluto e Sì, ti auguro una buona anche giornata. a te. Aspetto Ti tue volevo chiedere, informazioni. ma tu conosci Salvatore, no? Salvatore Forino? Come no? Non lo conosco. Perché chi lui scurnacchiato ti ha fatto sto scherzo per dire da radio, tu sei in diretta su Baby per Radio CRC, pensa un pochettino, amico mio. Grande Salvatore, salutamelo. Mi sembrava un po' strana questa telefonata, però Lo so, quello però che dici è tutto giusto lo e so, amico confermo. mio, io ti dico la verità perché poi la patata piace a tutti e questo si può dire anche in diretta, anche dopo, insomma, averti detto che è uno scherzo, però io ho la possibilità di dire qualcosa a Salvatore la do a te. Io ora conto fino a 3 perché Salvatore ti sta ascoltando e tu puoi dire a Salvatore tutto quello che vuoi senza censura. Sei pronto? Innanzitutto facciamo pubblicità al tuo bed and breakfast che è 700 Vesuviano di Ercolano e questo fa sempre, insomma, Esattamente. un pochettino Esattamente. di bene. Segui, ovviamente, io sono Luca Sepe, buongiorno a te e che Ciao Luca. dirti, al mio 3 devi dire quello che vuoi a Salvatore. Sei pronto? 1, 2, 3, vai. Salvatore, sei uno scornacchiato, però hai fatto fare una bella figura Ecco. perché la patata è sempre bella. Beh! Dai, E un bacio poi ci vediamo da a te, tutti fammi e trovare la due. sorpresa, venga con l'elicottero. Ciao Giuseppe. Ciao Luca. Ciao. Vedete? Ya, chiamate, ma voglio, ma ce lo ama.